Ciao ragazzi, sta per arrivare a Bovolone la fiera agricola e agroalimentare di San Biagio, che si svolgerà qui sul piazzale Aldo Moro dal 31 gennaio al 3 febbraio e sarà ovviamente l'evento clou del paese. Ora mi trovo proprio al centro di quella che sarà la novità più importante di questa edizione 2026, la 747esima, ovvero il Villaggio dei Sapori, una grande, moderna, riscaldata, circolare, tensostruttura in cui saranno ospitati più di 20 espositori di tipicità agroalimentari provenienti in gran parte dal Veronese, la quasi totalità, ma anche con alcune presenze da fuori provincia, ma con licenza di stupire. Allora, vino, salumi, formaggi, confetture, birre e quant'altro li potrete ammirare e degustare presentati direttamente dai produttori nei loro spazi oppure insieme al sottoscritto sul palco che verrà allestito proprio all'interno del circo. E lì farò anche gli show del gusto con alcune presenze di professionisti dei sapori che verranno anche da fuori paese, come per esempio il mandorlato di Colonia Veneta oppure gli gnocchi sbattuti della Lessigna. Ma alcuni di questi spettacoli saranno gestiti direttamente dai produttori, perché di cose buone ma anche belle da far vedere ne hanno davvero tante. Perché un villaggio dei sapori? Per continuare sul solco tracciato già da qualche anno dall'amministrazione comunale, ovvero la valorizzazione del trasformato agroalimentare come terminale di tutta l'attività agricola, alla quale ovviamente è dedicato anche l'ampio spazio sul piazzale con decine di aziende operanti nel settore e il meglio della tecnologia per il settore primario. Ma Fiera Agricola di San Biagio vuol dire anche bambini, vuol dire anche la fattoria degli animali con un ricco programma a disposizione delle famiglie soprattutto. E poi ci sarà il trenino che vi porterà a zonzo lungo il paese, ci sarà il Luna Park allestito sul piazzale Mulino e poi ancora l'area street food sempre qui sul piazzale Aldo Moro e un ricco programma di convegni su temi agricoli ma non solo. Insomma, tutto pensato per riscaldare quest'inverno bovolonese. Quindi #peccato non esserci.